vabbè, stabilissima, cioè, per questo fanno i video senza mano, quelli coi Ducati. Poi sta perdendo olio. Oh, comunque è pure comodissima, cioè il ginocchio a terra, è la prima volta che guido questa moto. Madonna mia, ragazzi, eccellenza italiana. Fra, c'hai un razzo! Ragazzi, sono a Catania, bentornati sul canale. Stanno per lasciarmi questo mostro sacro tra le mani. Sì, avete detto bene, vabbè, l'avrete letto anche dal titolo. Ne approfitto per ricordarvi di iscrivervi al canale, di andarmi a seguire anche su Instagram, perché così potete rimanere aggiornati su tutti i vari spostamenti. Siamo stati qui di nuovo per il Biker Fest insieme ai ragazzi della 462 Crew e insieme ai ragazzi di SH Club Catania. Abbiamo fatto un bel po' di casino, vedrete tutti i video a breve. Penso che vi farò vedere prima questo, perché questo video merita veramente tutto. Quindi anche a voi di Catania non vi preoccupate, scrivete nei commenti: Vale, vogliamo il video del raduno. Però non lo so se uscirà prima quello, prima quell'altro. Vabbè, io ci sto provando ad essere uno youtuber serio. Allora, dato che lui è il proprietario, ma lui la conosce come le sue tasche, da quello che ho capito, illustrami un poco questo mostro sacro. Allora, che differenze ci sono tra la V4S? Allora, la base ha le sospensioni Marzocchi e questa qua l'elettronica Hollins. E poi c'è la SP, cosa cambia? C'è l'SP2, l'SP2 è il motore dell'R. Ok. 1000 ha più cavalli. Ha più cavalli. 1100 esce 208 cavalli di serie, carico completo titanio Agra, frizione a secco, filtro sportivo spin filter, mappata giusta a banco, i cavalli 220 circa, super giù. Porco Giuda, 220 cavalli. Ragazzi, piena di carbonio sparso ovunque. Qui c'è i cerchi forgiati, penso. Carbonio, carbon fiber, carbonio. E guardate qua, questa sì è all'esterno, la potete toccare. Se dopo ci mette il ditino, vediamo cosa succede. Me lo maciulla. Qui ancora carbonio. Giusta, Mappa race non estrema. Allora, a me quello che mi interessa è ciao ragazzi, a me quello che mi interessa è che non è troppo spinta, cioè col TCE. Il traction a 3, su quanti livelli? Su 8 se ne sbaglio. Ok, perfetto. Il controllo a 1, ok. Il controllo a 2, engine brake a 2 vuol dire che non è liberissima di motore, cioè già quando tu levi acceleratore un po' lento. Ok, buono. ABS a 3. Vabbè, ABS anteriore e posteriore, ci sto tutti, siamo pronti. La frizione è un po' dura e un po' scomoda. Ha il cambio elettronico, cioè. Vabbè sì, devo solo partire. Beh, qualsiasi aspetta che ho visto dell'olio. Aspetta, sto vedendo dell'olio. No, non dovrebbe essere. Però sta sul cavalletto, guarda. No, però ho visto una goccia che è scesa ora, questa qua live è freschissima. Ragazzi, allora vedi, ci troviamo a parlare di questo. Questo stavo per dire. Queste moto sono spettacolari, bellissime. Uno studio ingegneristico impressionante. Gli italiani fanno paura, però l'affidabilità lascia sempre. No, vabbè, ma comunque penso non sia niente di prima. Come si accende? Mamma mia. Trema troppo, vero? Trema troppo sotto. Ma la frizione a secco è la prima volta che la provo, ragazzi. Che moto. Poi è seduta, ragazzi. Ma dove devo andare? Io non lo so. Oh, me l'aspettavo più. Spinge, ma ha ripresa l'R1. Ha ripresa l'R1. I freni, ragazzi, mamma mia, che freni. Una stabilità. E il telaio, ragazzi. Ste gomme pure fanno paura, Non conosco la strada io, naturalmente, no. Poi posso, vedi? Che fai, non te la butti un poco giù. Cattiva, ragazzi. Che goduria. È entrata a folle, ma la frizione è un poco scomoda. Tutto a posto. Ora la possiamo tirare un po' che siamo sul passo. Allora ragazzi, il motore spinge agli alti, me l'aspettavo più pronta ai passi. Cioè è pronta, ma non come ti aspetti da
da una Street Fighter, cioè sembra che ha più ripresa la 09. No, sembra. Ha più ripresa la 09. Ma stai scherzando? Cioè sicuramente più potente, una cavalleria completamente differente. Ma vabbè, stabilissima, cioè per questo fanno quei video senza mano, quelli coi Ducati. No ragazzi, ma cioè il ginocchio a terra, è la prima volta che guido questa moto. Ma lo gratto il cargo, non mi interessa. Bellissima! Peccato che ci vuole, ragazzi, l'autostrada per tirarla, anche perché non conosco la strada, non so le curve che mi aspettano come sono, e già sto dando un bel po' di gas per non conoscere la strada. Una goduria questo scarico in titanio. La frizione, ragazzi, la frizione che cos'è? Rettilineo. Mamma mia, è stabile, il vento non sembra nemmeno invaderti troppo, perché poi quando ti chiudi il serbatoio ti fa chiudere anche abbastanza bene. Comparto free, ragazzi, eccezionale, madonna mia. Bella, peccato per l'affidabilità. Allora ragazzi, sicuramente non è una moto da utilizzare tutti i giorni o per un uso cittadino. La comprerò prima o poi nella mia vita, sì, perché è la mia moto dei sogni, esteticamente è uno spettacolo. Peccato è l'affidabilità. Provo ad alzarmela di braccia, ma forse c'è l'antiwheelie che interviene. Ma io non gliela porterei più indietro, ma non so nemmeno la strada per ritornare indietro, penso. Uno spettacolo. Guardala, come si penna! Non me l'aspettavo, ragazzi, non me l'aspettavo. Sto iniziando a conoscerla un po', non me l'aspettavo, veramente. Mi è piaciuta, scorbutica, cattiva, senza senso, ma poi queste curve come le mantiene? Bellissima! Guarda qua! Sono giù! Parlare quando si fanno i test comunque è la cosa più difficile, ragazzi, da fare, ve lo giuro. Anche perché devo parlare, cercare di dire delle cose sensate. Non conosco la strada, non ho il navigatore, non so le curve come stringono. Naturalmente la velocità è tranquilla, perché siamo a 70-80, ma è sempre un passo un po' svelto, diciamo, parliamoci così. Siamoci chiaro. Vedi, poi giustamente ci sono anche le macchine, non conosco nemmeno come guidano qua. Madonna mia, ragazzi, no, comunque è bellissimo. Una cattiveria veramente assurda. Spara quando fai quel cambio marcia, ti spara proprio. Madonna mia, ragazzi, è incollata a terra. Che bello, ma perché non fate motori affidabili, notate? Perché? Vabbè, ma forse anche quello è un pregio, vedi? Il fatto che questi motori sono belli proprio perché non sono affidabili. Dove cacchio sto andando? Dai, torniamo indietro. Madonna mia, ragazzi, moto spettacolare. Voglio fare un video un attimo. Madonna mia, spettacolo. Spettacolo. Ragazzi, ho l'affanno per quanto mi sto divertendo. Straricca di carbonio. Abbiamo impostato mappa race, sospensioni, mamma mia. Later. Oh, guarda, altro olio a terra. Oh cazzo. Fra, ma sta perdendo olio sta moto. Voglio, sta perdendo olio. Madra! Ragazzi, sta perdendo olio. Porco Giuda, io. Vedi? Vedi? La Ducati, spettacolo, ma non è affidabile. Ho paura che mo possa succedere qualcosa in mano a me. Paura, Ma la frizione è strana, non lo so, cioè nel senso, non è la frizione, sì, proprio la leva. Boh. Ho pure paura che adesso possa finire olio sulla gomma, non sia mai. Stiamo parlando di 40.000 euro di moto. E penso di esserci andato anche coi piedi dentro, sì, perché mi è scivolato il piede dalla pedana. Vabbè dai, ce la rischiamo.
Nel caso vendiamo l'R1 per un video su YouTube. Ho venduto l'R1 perché ho lanciato un panicale. Non è un panicale, è uno Street Fighter. Vabbè, sono preso dall'ansia in questo momento, ragazzi. No, comunque un piacere di guida veramente unico delle italiane, ragazzi, che solo con Aprilia ho provato questo stesso piacere di guida. Vabbè, naturalmente anche con le giapponesi, ma strasettate per bene, cioè l'R1 e me, sì, hai lo stesso piacere di guida, la stessa precisione, la stessa stabilità, hai più affidabilità e hai anche un motore bello divertente. Non è magari forte agli alti come un motore di casa Ducati, però è affidabile rispetto all'italiana, e quello è il problema di fondo delle italiane, ragazzi. Cioè, ma che cacchio, tu sei uscito a fare un giro tranquillissimo. Ripeti. Scusate, sei uscito a fare un giro tranquillissimo? Non è che ho tirato chissà che marce, ho fatto prima seconda e ho messo una terza tranquilla e ti ritrovi così. Fortunatamente già l'avevo notato ancora prima di partire, quindi il proprietario già ne era al corrente, però un po' di cacchetta c'è. I freni Brembo comunque, ragazzi, sono assurdi. E le pedane devo dire sono anche arretrate il giusto, non è per nulla scomoda, me l'aspettavo molto più scomoda e invece devo essere sincero, ragazzi, o perché l'ho guidata per poco, però per dirvi anche per me l'R1 non la sento scomoda a tal punto da dar fastidio. È normale se ti fai 3-4 ore di viaggio non è che sei un fiore, ma quello con tutte le motociclette. Questa invece la seduta è comoda, ti accoglie bene, il serbatoio è grande, hai spazio per le ginocchia, hai modo di aprirti, la pedana penso sia quella originale, è arretrata il giusto. Poi io sono alto 1,87, 1,88, ragazzi, godiamoci un po' di cambiate così scaliamo un po'. Guarda come corrono, oh, velocissimi. Bravo. Oh, a più di tanto allora, sti cazzi. Madonna mia, che scarico, ragazzi. Sì, sto facendo lo scarico all'R1, non vi preoccupate, manca pochissimo. Questa è tutta pietra lavica, che figata. Eccolo l'Etna, eccolo, è lui, giusto? Sì, perché sta anche fumando, il drogato. Dove sto andando io? È la strada che ho fatto prima. Ma dove sto? Prima non sono passato qua. Moments later. Sì, ero concentrato a guidare. Non mi sono guardato tanto attorno. Sto godendo questa strada con questo fantastico V4. Ragazzi, i freni sono micidiali. Oh, li sfiori e cioè, secondo me questa per fare gli stoppi. Mamma mia. Madò, che curno. Cioè, devo provarla meglio questa moto. Spettacolo, ragazzi, per questo vincono tutto, la precisione, la ciclistica. Ma dove la butti là sta e non si muove, agilissima, i freni, come vi ripeto, cioè come già ho detto 1000 volte, micidiali. Ma Catania 12, Qui c'è scritto Timperina, Firenze. penso di essermi perso, Nicolosi. Ah no, qua c'è la pineta, amico mio, ci sono passato. Scusi, per il bar ai Pini è di qua o è di là? È quella di sotto, grazie mille. Il motore dalle testate, ragazzi, con questa frizione a secco poi. Però, vi ripeto, non ha quella ripresa che... affondi il gas, sale, non è che non sale, aspettate. Però è lineare, è anche mappata, quindi sicuramente gli avrà fatto una mappa che rende la moto meno scorbutica e più gestibile. Infatti in curva recuperi il gas, non ha on off, è lineare anche nel freno motore. Che grande moto comunque, ragazzi, veramente che grande moto. Ha meno ripresa, è meno scorbutica, non è che ha meno non la voglio spegnere, mi piace per questo. Madonna mia, ragazzi,
eccellenza italiana. Oh, comunque è pure comodissima, la guida è comodissima, caricata al giusto. Però guarda che quando mi sono fermato sopra, perché mi sono fermato per fare una clip, ha cacciato altre 2 gocce d'olio, Fra, c'hai un razzo. Mamma mia, spettacolare, spettacolare. E ragazzi, il test è finito. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Sta moto fa paura. Prima o poi ce l'avrò in garage. Ma a me già mi piace. l'SP2 poi, mamma mia. Farò i debiti. Finirà male, ragazzi. No, ci sto pensando sì, no, ma quella guarda, questa è, se non fosse arrivata l'R1 sarebbe arrivata lei. Ma l'R1M è stato un puro caso per come me la sono presa, cioè me la sono ritrovata perché la M va preordinata. Hai fatto bene a prenderla. Beh sì, e poi è uscita fuori produzione. Rispetto all'R1, differenza o difetti della moto? Allora, differenze, Perché tu io ho hai la fatto un M po' di e hai paragoni. sempre- A livello di sospensioni siamo lì. Naturalmente cambia semplicemente un po' l'impostazione, come sei in sella, per questo questa è più comoda rispetto all'R1, però anche l'R1 per me è comodissima. Non ci puoi fare 3-4 ore di viaggio, ma semplicemente no, ma io con l'R1 ci abbiamo fatto 12 ore l'ultima volta, con la spalla così, quindi quello è il fatto. Però rispetto all'R1 non la sento pronta ai bassi. Vabbè, è anche un crossplane contro un V4, però mi aspettavo sai, secondo me lo sai il il V4 me discorso. l'aspettavo più arrogante. La frizione è un po' scomoda, la leva È scomoda. No, ma c'è la molla Cioè, sì. rinforzata della frizione. è scomoda. Poi ragazzi c'è null'altro da aggiungere. E il peccato è l'affidabilità, vedi, cioè ti piscia olio così. Later that night. E ragazzi, è la mezza, siamo in direzione Messina. Dobbiamo semplicemente imbarcarci e ritornare a Napoli. Domani ci sarà una bella giornata piena. Vado a prendere l'R1, ci becchiamo con Daniel Valperta e Sib. Non so se voi già avrete visto video sul canale che abbiamo in mente di fare. Vabbè, se sono già usciti vi lascio la like qua in alto, se non è il caso li vedrete a brevissimo.